affitti Ater, in attesa del decreto della giunta regionale, il Sunia avanza le sue richieste nel rivedere i parametri e giovedì in programma a Treviso un'assemblea con tutti gli inquilini della Marca. Il caso di una donna affetta da una grave patologia neurologica. A novembre fissa una visita antalgica ma viene messa in lista d'attesa, la richiamano a luglio ma nel frattempo l'anziana è già deceduta. Carenza di organici nelle sale operatorie dell'ospedale di Treviso, i sindacati proclamano lo stato di agitazione, mancano 40 figure, denunciano. Mancanza di medici, il governatore Luca Zaia annuncia, sto chiedendo al presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini di promuovere una conferenza dei governatori per affrontare questa grave emergenza. Blitz dei carabinieri nell'ex sede Chiari e Forti a Silea durante un raid party, sequestrato a droga, un denunciato, il sindaco e un'area privata, abbiamo fatto quello che dovevamo. Stamane si è staccato un pezzo di cemento dal sottotetto delle piscine comunali a Treviso, ma fortunatamente l'area era già chiusa al pubblico per lavori, questo non ferma la riapertura prevista a settembre, assicurano dal comune. La foto del sindaco di Spresiano della Pietra in sella alla moto fa scoppiare una polemica, immagine diseducativa, attacca l'opposizione, il primo cittadino replica ironico, mi fa piacere che i miei messaggi sulla sicurezza siano arrivati. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano dunque anche questa sera la questione del caro affitti per le case Ater, perché mentre sarebbe fissata già nei prossimi giorni la riunione di giunta per la modifica del regolamento regionale, il Sunia trevigiano con la CGIL ha organizzato per giovedì un incontro aperto a tutti gli inquilini della Marca. Caro affitti per le case popolari, continua la mobilitazione in vista delle decisioni che il governatore del Veneto Luca Zaia prenderà con la giunta regionale. Un intervento che abbiamo annunciato sabato e che porterà alla modifica del regolamento per l'applicazione della legge sull'edilizia pubblica. E se domani ci sarà al mercato di Treviso la raccolta firme per bloccare per un anno l'applicazione della norma, il sindacato degli inquilini con la CGIL ha indetto un'assemblea aperta a tutta la Marca. Le settimane scorse abbiamo distribuito più di 5.000 volantini, stiamo ricevendo telefonate tutti i giorni ed è per questo che giovedì 1 agosto alle ore 17:30 nel parco di Viale Francia in quartiere San Paolo facciamo un'iniziativa aperta a tutti e invitiamo non solo gli assegnatari di alloggi trevigiani, ma quelli degli altri comuni, perché si parla anche di Treviso, però in tutti i comuni della provincia ci sono case popolari. Un'assemblea dove verranno ribadite le richieste di modifica del regolamento sugli affitti. È necessario che venga alzato il valore dell'ISEE da 20.000 almeno a 30.000 euro. All'interno dell'ISEE che poi venga valutata la situazione patrimoniale del soggetto e quindi venga scorporata i soldini diciamo, che la persona ha messo via, ha messo in banca. E poi per quanto riguarda il valore dell'immobile bisogna utilizzare il valore di mercato reale dell'immobile e quindi far sì che l'affitto sia effettivamente l'affitto di quell'immobile in quella zona della città. Sono oltre 4.500 gli immobili Ater nella Marca, di questi oltre la metà risponde ad un affitto tra i 200 e i 400 euro mensili. Un ISEE troppo basso darebbe lo sfratto a chi versa gli affitti maggiori per riassegnare gli appartamenti a meno abbienti, mettendo in ulteriore crisi le casse dell'Ater e contemporaneamente mettendo in difficoltà chi dovrà affrontare canoni del libero mercato. Insomma un settore dagli equilibri delicati che richiede profonde riflessioni ma anche veloci cambiamenti per trovare un punto di equilibrio soddisfacente per tutti. Noi siamo preoccupati perché può scattare l'amorosità per quelli che non riescono a pagare gli aumenti. Invitiamo Conte e Barbisán, ma specialmente Luca Zaia se non ha impegni, a essere presente alla nostra iniziativa. Parliamo adesso di sanità, a raccontarci questa storia è un nostro telespettatore che ci ha chiamato perché non accada più ciò che è successo a sua moglie. Faccio presente perché questo andazzo di messa in lista d'attesa per tutti quanti è una grossa pena, è una grossa pecca anche della sanità. Ha chiesto di raccontare la storia di sua moglie non per avere notorietà o rimborsi economici, ma perché non capiti più. Piercarlo Sasso avrebbe festeggiato i 50 anni di matrimonio con la sua Luigina, se la malattia al cervello non gliel'avesse in poco tempo portata via. Ci accoglie nella loro casa di Spresiano, che mantiene con lo stesso ordine come nulla fosse successo. Eppure Luigina non c'è più da quasi 3 mesi, dopo un calvario durato 4 anni, acuito dai dolori che una terapia antalgica avrebbe potuto alleviare. Questa visita doveva servire per almeno alleviare i dolori che c'erano di mezzo, perché essendo un problema di Alzheimer
non era tanto semplice, da tutti i momenti c'era dolore di qua e di là che non si capiva da dove arrivassero. Ecco che la coppia si reca al distretto di Villorba e prenota la visita. È il 14 novembre 2018. Perché questa visita c'era bisogno nell'arco dei 30 giorni come avevano preventivato, e me l'ha messa in lista d'attesa, mai più sentito niente. All'infuori che è arrivata la risposta, e adesso il 18 di luglio dalla segretaria dell'USL che c'era la visita disponibile. Mia moglie è mancata il 2 maggio. E in quei 5 mesi Luigina, solo al ricovero nella vicina casa di riposo, ha trovato quel sollievo che la lista d'attesa gli ha negato. E da questa triste esperienza la richiesta al direttore generale dell'ULSS, Francesco Benazzi. Lui che è il direttore dovrebbe sapere come vanno le funzioni di queste visite, non visite, esami, perché la gente se va dal medico non va per farsi una passeggiata o una, come si dice, una chiacchierata, va perché ha bisogno delle cure, e le cure che siano anche fatte, non solamente messe in lista d'attesa. Continuiamo a parlare di sanità e nel dettaglio della carenza di personale nelle sale operatorie dell'ospedale Cafoncello di Treviso, perché al termine dell'ultima assemblea i lavoratori dei gruppi operatori hanno dato mandato ai sindacati di proclamare lo stato di agitazione unitario. Ormai la situazione è talmente esasperata in termini di mancanza di personale e di problemi organizzativi che in forma di protesta naturalmente i lavoratori non faranno più orario aggiuntivo né tantomeno la libera professione. La situazione della carenza di personale nelle sale operatorie del Cafoncello di Treviso non è più sostenibile, è quanto si legge in un comunicato unitario dei sindacati che al termine dell'ultima assemblea con i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione. È chiaro che dobbiamo mettere nelle condizioni questi lavoratori di fare il loro orario giornaliero e di non sforare continuamente come sta succedendo, sia nell'orario per mantenere le sedute operatorie e dare risposte naturalmente ai cittadini, che con il numero esagerato di pronte disponibilità. È da tempo, continuano i sindacati, che denunciamo la carenza di personale nelle sale operatorie, che sono uno dei punti di eccellenza del nostro sistema sanitario. Mancano circa 40 tra infermieri e operatori. Questo nelle sale operatorie. Questo solo per le sale operatorie. Alla luce di questo arrivano le richieste all'ULSS. Chiediamo una risposta immediata in termini di assunzione di personale e riorganizzazione delle sale. Pronta la replica dell'azienda sanitaria per voce del direttore generale Francesco Benazzi. Queste grandi mancanze, queste grandi carenze noi non le vediamo assolutamente, tant'è che rispetto al passato abbiamo anche assunto più persone, quindi automaticamente quando mancano le persone noi le sostituiamo. La carenza, continua Benazzi, c'è tra gli operatori sociosanitari, qui mancano nello specifico 6 figure, ma l'azienda Zero ha già fatto in tal senso un concorso. Noi abbiamo già mandato via 100 telegrammi per assumere gli OSS anche per la sala operatoria. E sulla questione della carenza dei medici parla anche il governatore Luca Zaia, che annuncia, sto chiedendo al presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini di promuovere una conferenza dei presidenti per affrontare questa grave emergenza. Ma guardate, il tema dei medici è un tema ormai che è un tema nazionale, a noi mancano 1300 medici, vi ricordo che l'ultimo concorso per il pronto soccorso di 80 posti si è riusciti a assumerne solo 3, non perché sono stati scartati gli altri, 3 si sono presentati, così sta accadendo per molti altri concorsi. Questo è un problema che deve essere affrontato a livello nazionale, perché se a noi mancano 1300 medici e a livello nazionale ne mancano 56.000. È stata sbagliata tutta la programmazione e quindi non è una colpa della Regione del Veneto o di qualche programmatore locale, il tema è che è un tema da affrontare con l'università, con le scuole di specialità, cosa che oggi purtroppo è... No, attualmente no, tant'è vero che vi annuncio che ho chiesto, anzi sto chiedendo, l'ho deciso, è già pronta la lettera da venerdì, al Presidente Bonaccini di fare una conferenza dei Presidenti dedicata a questo tema, perché i colleghi Presidenti di tutte le regioni hanno questo problema.
La cronaca, un rave party improvvisato nell'ex Chiari e Forti a Silea, il blitz dei carabinieri che hanno denunciato un giovane originario di Valdagno ma residente a Rosano il Vicentino, sequestrata anche della droga, e la polemica sullo stato di abbandono e degrado del sito ritorna nuovamente. Il sindaco dice è un'area privata e noi abbiamo fatto quello che potevamo. Il lucchetto è stato divelto ed il cancello aperto. È iniziato così sabato sera un rave party improvvisato e senza alcuna autorizzazione nell'ex Chiareforti. La musica palla ed un fiume di alcol. Sono stati alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell'ordine. Il blitz dei carabinieri è scattato all'1 di domenica mattina. Festa finita e musica ferma. 150 i giovani presenti che sono stati controllati. Non solo, ma la zona è stata perquisita e sono spuntati alcuni grammi di marijuana ed uno di cocaina. La droga è stata sequestrata. Gli uomini dell'arma hanno anche trovato uno stand bancarella dove venivano venduti alcolici di ogni tipo. A terra c'erano numerose lattine e bottiglie. Il finale della festa non è certo come l'organizzatore l'aveva pensato. Il giovane 22 anni residente nel Vicentino è stato denunciato e gli è stato sequestrato anche il furgone su cui erano state montate la console per il DJ e le casse. Spente le luci della festa si sono riaccese invece le polemiche sulla zona in stato di abbandono e degrado, un'area dove viene segnalata la presenza di barboni e come sabato sera giovani che organizzano feste notturne. Immediata la risposta del sindaco Rossella Cendron. La Chiariforti è di proprietà privata e quindi purtroppo non possiamo intervenire direttamente. L'abbiamo già fatto circa 2 mesi fa, ripristinando quella che è la recinzione e appunto pulendo quella che era diventata una discarica presso la casa dell'ex custode. Il nostro obiettivo è arrivare ad una riqualificazione di un'area che è un patrimonio storico e produttivo di Silea, spiega il sindaco. L'unico davvero chiave per risolvere la situazione è riqualificare quest'area e questo è l'ennesimo invito del sindaco di Silea a chi fosse interessato all'area a confrontarsi con il comune. Gli stabili dell'ex Chiareforti sono pericolanti, ribadisce il primo cittadino. L'area è pericolosa, se è stata messa in sicurezza è proprio per evitare che i ragazzi entrino e davvero è sfidare la sorte. Crollo improvviso questa mattina all'interno delle piscine di Viale Europa a Treviso, un cedimento avvenuto per fortuna mentre l'area era già chiusa per manutenzione. Crolla un pezzo di sottotetto delle piscine di Viale Europa a Treviso. Solo grazie al fatto che le vasche interne sono chiuse per la manutenzione ha evitato che cemento e pezzi di mattone finissero in testa dei frequentatori della struttura sportiva. Il fatto è accaduto questa mattina e ne danno notizia alla società di gestione che proprio in questi giorni ha avviato i lavori di sua competenza e il comune di Treviso, proprietario della struttura. Un cedimento strutturale descritto così dall'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Agli angoli della piscina ci sono dei solaietti intermedi realizzati in travetti di cemento armato e pignate in laterizio, si chiamano proprio solai in latero cemento, no? Queste pignate, che sono questi blocchi di laterizio posti tra un travetto in cemento armato e l'altro. Nessun cedimento invece per la travatura in cemento, per un crollo che comunque fa impensierire. Detriti che potevano avere conseguenze decisamente serie se sotto a quel soffitto ci fossero stati gli appassionati di nuoto che nella stagione invernale frequentano assiduamente la struttura. Si ipotizza che la diminuita umidità derivante dal fermo piscina abbia cambiato le condizioni aeree all'interno della struttura, facilitandone il cedimento, ma saranno gli esperti a determinare le cause e ovviamente i conseguenti interventi di ripristino in sicurezza dell'intero solaio. E tutto comunque entro i tempi stabiliti per la riapertura dell'area coperta. Il costo sarà ovviamente a carico del comune perché si tratta di un lavoro di manutenzione straordinaria e non ordinaria, che è quella che spetta al gestore, e per superare magari la burocrazia che può avere il comune, eccetera, stiamo vedendo sempre nell'ambito ovviamente della legittimità di finanziare l'opera all'impresa che sta lavorando lì, che sta facendo dei lavori in modo da essere più veloci. Comunque tutti i lavori si concluderanno quando hanno già programmato l'apertura delle piscine, che mi pare che sia il 2 settembre. 2 persone sono state denunciate dai carabinieri di Vittorio Veneto perché ritenute responsabili di altrettanti incidenti avvenuti il mese scorso in città.
Dovranno rispondere di lesioni personali stradali colpose un 41enne e un 58enne che lo scorso giugno hanno provocato 2 incidenti in città. Il primo è avvenuto il 23 quando l'uomo residente in provincia di Foggia, alla guida della sua Renault Clio, non ha rispettato il codice della strada relativo alla velocità ed ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi contro un'altra vettura. Ha ferito l'automobilista con una prognosi di 60 giorni. Pochi giorni dopo, il 29, altro sinistro, sempre a Vittorio Veneto. Il 58enne in fase di sorpasso ha investito una donna del 31 che era appena scesa dall'autobus, causando le lesioni alla colonna vertebrale con una prognosi di 60 giorni. E adesso sentiamo i consigli dei carabinieri per evitare che le nostre case disabitate durante le vacanze estive vengano prese di mira dai ladri. Estate, tempo di vacanze, trevigiani in ferie, lontani da case e abitazioni che rimangono vuote, spesso proprio durante questo periodo alla mercé dei ladri. Le statistiche dicono che nei mesi estivi aumentano i furti nelle abitazioni, importante dunque osservare alcuni piccoli accorgimenti per evitare al rientro di trovare amare sorprese. Chiudere sicuramente sempre bene le tapparelle di casa e assicurarsi che l'abitazione sia chiusa in maniera adeguata. Attenzione poi a quello che si pubblica sui social, postare i dettagli dei propri spostamenti e quindi inconsapevolmente comunicare la partenza per le ferie e la durata della lontananza da casa potrebbe diventare pericoloso. Evitare di dare informazioni su quanti periodi staremo fuori o sul periodo in cui chiaramente saremo assenti, proprio per evitare che venga a conoscenza il patrimonio di chi ha intenzione di compiere questo tipo di delitto e quindi di consentirgli di perpetrarlo in maniera più facile e agevole. Niente vacanze invece per le forze dell'ordine sempre presenti a vigilare sul territorio. Noi ci siamo con tutta una serie di servizi preventivi sul territorio, quindi non andiamo in vacanza, abbiamo comunque una serie di attività che svolgiamo sul territorio proprio per assicurare in questo periodo dell'anno dove magari le persone si assentano per un lungo periodo dalle proprie abitazioni, un sistema di prevenzione insieme alle altre forze di polizia che consenta di vigilare sul territorio. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del parcheggio Miani e del Tribunale di Treviso usati come piste per lo skateboard. Stasera la risposta del sindaco che invita i ragazzi ad un incontro in municipio. Se volete venirmi anche a trovare, il Parco Eolo è anche a vostra disposizione. Perché la risposta del sindaco Maio Conte agli appassionati dello skateboard è nel futuro dello storico campo di calcio tra San Pio X e Selvana, passato da ennesimo parcheggio asfaltato ad area ricreativa e sportiva a beneficio dei cittadini. E visto che su come riconvertirlo le discussioni sono ancora aperte, ecco l'apertura del sindaco per una progettazione condivisa. Ma prima c'è l'ammonimento a non utilizzare più per gare certamente pericolose le rampe del Parco Miani o quelle del Tribunale di Via Verdi. Non utilizzare posti che poi possono mettere a repentaglio la loro sicurezza e anche quella degli automobilisti. Quindi l'opportunità che noi offriamo è quella di integrare il progetto dell'Eolo con un'area skateboard che tra l'altro è già prevista anche all'interno del bando periferie, sulla quale possiamo ragionarci anche insieme volendo, perché quello potrebbe essere e diventare uno skate park, il primo skate park in Comune di Treviso, quindi un luogo destinato a tutti quei ragazzi che hanno quella passione, la possono svolgere in sicurezza e soprattutto possono stare tranquilli in un ambiente che non è disturbato dalle autovetture. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta, non si tratta certo di un selfie, ma la foto del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, in sella alla moto fa scoppiare la polemica. Immagine diseducativa, attacca l'opposizione, il primo cittadino replica ironico: mi fa piacere che i miei messaggi sulla sicurezza siano arrivati. Questa è la foto incriminata, il sindaco Marco Della Pietra immortalato da un amico che si trova in una macchina accanto alla moto. Lui tagga l'immagine nei social e scoppia la polemica. Foto diseducativa, attacca l'opposizione. Il primo cittadino non è lo stesso che parla sempre di prevenzione stradale e sensibilizzare i più giovani? Prima il sindaco intende chiarire la foto. Un selfie? Sarebbe anche difficile comunque correndo in moto farsi le foto, no? Quando vengono fatte da altri magari è un po' più facile, quando poi vengono fatte insomma che sei praticamente fermo in coda, allora ecco che diventa una cosa
quasi banale. L'importante, dice, è che i miei messaggi sulla sicurezza siano arrivati. Di buono c'è che però allora quello che dico non rimane disatteso o inascoltato, perché se ci si è resi conto che mi sono prodigato nel dire che non si fanno stupidaggini mentre si è alla guida e poi dopo vengo redarguito per questa cosa qua, vuol dire che quello che dico arriva, e quindi questo è sicuramente buono. Poi, con l'ironia che lo contraddistingue, chiude così la polemica. Le ringrazio per 2 ordini di motivi. Il primo è che passa il messaggio che non si fanno le stupidate in strada. Questa non lo era, però se serve chiedo anche scusa, non è un problema. E in secondo luogo le ringrazio perché amministrativamente evidentemente non hanno nulla, scusate il gioco di parole, non hanno proprio nulla da dire, ecco, quindi va bene così, ci mancherebbe altro. La pagina dedicata alle notizie da Belluno e provincia. Iniziamo dalla cronaca. Potrebbe essere stato il malfunzionamento della canna fumaria ad originare l'incendio che ieri ha distrutto la casa di Maria Doriguzzi, 81 anni, a Candide di Comelico Superiore. L'anziana non ha avuto scampo ed è morta per asfissia. Il fumo che ha rapidamente invaso l'abitazione le è stato fatale. La tragedia è accaduta all'ora della messa della domenica nel centro del paese, in piazza De Cassan. È stato un passante a notare il fumo e a dare l'allarme ai vigili del fuoco, arrivati con 8 automezzi e 21 operatori tra permanenti e volontari provenienti da Santo Stefano, Pieve, Belluno, Auronzo e Dosoledo. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e ad entrare nella casa dell'anziana donna, che è stata trovata senza vita. Danni da fumo all'intera facciata della palazzina. L'alloggio dell'81enne è stato posto sotto sequestro. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Santo Stefano di Cadore. E dopo il maltempo del weekend la situazione è migliorata, ma in montagna potrebbero ancora verificarsi violenti temporali, specie nella giornata di domani. Nel frattempo ieri è stata riaperta la strada che da Arabba sale al Passo Pordoi. Tanto tuonò che piove, ma a conti fatti nel Bellunese la situazione si è rivelata meno critica del previsto e si tira un sospiro di sollievo, anche se dopo la tempesta Vaia il territorio continua a mostrare le conseguenze delle gravi ferite inferte da pioggia e vento, e così puntualmente smottamenti e frane hanno causato problemi alla viabilità, soprattutto nella parte alta della provincia. Fra Misurina e Carbonine, fra Arabba e il Passo Pordoi, Veneto Strade ha lavorato senza soluzioni di continuità per liberare le regionali da detriti, massi e fango e per mettere in sicurezza la circolazione interrotta venerdì pomeriggio. Conta i danni non sono pochi a Soccol di Taibona Gordino Agostino Cadorine, la cui casa la notte fra venerdì e sabato è stata investita da un fiume d'acqua fuoriuscita da una condotta dell'Enel che si presume danneggiata da uno smottamento. A Cortina fra sabato e domenica sono stati rimossi i detriti finiti nel Bigontina, nella frazione di Alverà e poco sopra la zona del lago Scine, la stessa tristemente nota per la tragedia accaduta 2 estati fa. Vento e pioggia hanno causato allagamenti e caduta di piante a macchia di leopardo dall'Alpago al Feltrino, problemi anche a Belluno. Ci sono stati vari interventi sul territorio, prevalentemente per rimozione di alberi, i quali alberi continuano a cadere. Ciò che un tempo era un avvenimento assolutamente straordinario adesso è diventata praticamente la normalità, e per quanti alberi tagliamo per mettere in sicurezza, ciò nonostante ogni volta che c'è maltempo e quando c'è vento forte continuano a cadere alberi. Interventi del personale del Comune e della Protezione Civile per la rimozione degli alberi e il ripristino delle condizioni di sicurezza alle Ronce, Tassei, Tisoi, Pedeserva e in via dei Dendrofori. La situazione meteorologica è complessivamente migliorata, ma per martedì si prevedono altri temporali anche di forte entità in tutta l'area dolomitica. Per questo motivo il Centro regionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato un nuovo stato di attenzione per criticità idrogeologica e idraulica sulla rete secondaria dalle 12 di martedì alle 8 di mercoledì. Parliamo adesso del rilancio del Nevegal. Non c'è alcun business plan nei cassetti della Regione, stiamo aspettando lo studio dei privati, sono loro che ci diranno cosa serve per il Colle Bellunese, così l'assessore regionale al turismo Federico Canere. Intanto questa mattina a nuovo vertice a Palazzo Rosso tra Comune e operatori. Aspettano tutti il business plan della Regione da 12 milioni di euro ed ampio respiro, in alternativa al progetto più contenuto da 1,5 milioni per 3 anni che potrebbe essere portato avanti da una nuova società. E siccome del cosiddetto piano della Regione non si sa alcunché, qualcuno ha addirittura adombrato l'ipotesi che non esista neppure. Ed è vero, la Regione non sta lavorando al progetto di rilancio del Nevegal. La Regione, attraverso l'assessore al turismo Canera, ha chiesto ai privati, cioè agli impiantisti della parte alta della provincia, di produrre uno studio per capire se per il Colle c'è e ci potrà essere un futuro.
futuro. Canè non usa giri di parole, al telefono chiarisce: se ci sono tentennamenti sulla Newco è perché chi attualmente è interessato alla prosecuzione dell'attività degli impianti sa che non potrà rientrare dell'investimento fatto sui 3 anni e quindi chiede un finanziamento totalmente pubblico, circostanza che evidentemente non è percorribile. Se non è una pietra tombale poco ci manca, ma gli operatori del Neve Galle continuano a battersi. L'hanno fatto anche oggi al tavolo convocato a Palazzo Rosso con il sindaco e gli assessori al turismo, al bilancio e allo sport. Il sindaco dice che è pronto a mettere dei soldi, chiaramente di fronte a altri tanti soldi privati. Chiaramente noi non abbiamo la forza di mettere tutti questi soldi, quindi bisogna vedere cosa succede. Siamo pronti a mettere qualcosa, eventualmente a metterci a disposizione anche per la gestione, però chiaramente non abbiamo 1 milione di euro nelle tasche per poter andare avanti. Ecco. Il punto centrale, spiega il sindaco Massaro, è trovare il privato interessato a entrare e gestire la nuova società. La soluzione vera? Gli impiantisti devono rendersi conto che il Neve Galle è il campo scuola della provincia di Belluno. Il Neve Galle non è solo di interesse locale, ma è anche di interesse regionale, perché come abbiamo anche sempre detto facciamo l'avvicinamento di tutto il Basso Veneto, quindi che poi andiamo a popolare anche tutte le altre stazioni. Quindi per questo motivo, e da questo punto di vista ho visto massima apertura da parte del sindaco, bisogna che la regione passi questo messaggio. Subito dopo di noi, nuova puntata di 20:10, in studio Sandro Zampese della Lega e Stefano Pelloni del Partito Democratico. A seguire poi alle 21:15, prima serata come ogni lunedì, torna a Ring, la politica alle corde. In studio ci saranno Massimiliano Barison di Veneti Uniti, Gian Antonio Dora della Lega, Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. Con l'edizione trevigiana ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al Meteo. Pressione in rinforzo, tempo dunque in deciso miglioramento rispetto alla diffusa instabilità dello scorso weekend, ma ancora qualche precipitazione sui monti. Sul Veneto tempo in prevalenza buono con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche residuo temporale sui settori alpini, specie durante le ore pomeridiane, e localmente potrà bagnare anche le aree pianeggianti circostanti. Temperature in ripresa con minime tra 18 e 23 gradi, massime più calde ma decisamente sopportabili tra 28 e 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile, con tanto sole ma anche con occasionali rovesci possibili sui rilievi, localmente fin verso le pianure. Temperature in lieve aumento con minime tra 21 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, poi avremo temporali frequenti, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime invece sui 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.